Vogliamo sapere da Paolo le sensazioni che prova a girare con il suo Alfettone anni 70 per Marcon che fa una puzza, fa un casino e il più delle volte resta a piedi qua davanti all'ufficio e lo devo portare dal meccanico. Cosa prova Paolo a girare con la sua Harley Davidson che ha comprato alla veneranda età di 50 anni senza aver mai avuto una moto prima? Domande scomode su Paolo Dalio dell'agenzia Dalio Casa. Allora, vogliamo sapere da Paolo le sensazioni che prova a girare con il suo Alfettone anni 70 per Marcon che fa una puzza, fa un casino e il più delle volte resta a piedi qua davanti all'ufficio e lo devo portare dal meccanico. E questa è la prima domanda e adesso ci risponderà. La seconda domanda è: cosa prova Paolo a girare con la sua Harley Davidson che ha comprato alla veneranda età di 50 anni senza aver mai avuto una moto prima e che è andato a prendere i primi di dicembre a Padova scortato da me con un freddo assurdo e ogni tanto lo vedete nonostante il freddo, il ghiaccio, le intemperie girare per Marcon, quindi davanti all'agenzia o c'è l'Harley o c'è l'Alfettone. Allora, intanto l'Alfettone è un Alfa Romeo Alfetta del 1983, quindi è comunque ancora più giovane di me. Vabbè. Ed è una mia passione perché appunto è un'auto storica, l'ho presa qualche anno fa, è sempre stato un mio pallino avere una macchina storica. Mi ricordo perché da giovane ho avuto un Alfa Romeo, insomma negli anni 80 guidavo già un Alfa Romeo. E questa qui la tengo come una reliquia, la tengo in garage protetta da qualsiasi intemperia, da qualsiasi cosa, lei dorme lì tranquilla, che sia freddo, che sia caldo, che piova, fuori, dentro nel garage è sempre a posto, diciamo protetta. Ovviamente qualche volta mi ha lasciato a piedi perché è come una vecchia signora che ha bisogno Io ho le prove attenzioni. del meccanico, se volete posso anche dirvi quante volte è Sì, rimasto una a volta piedi. ho fatto benzina al distributore e mi sono accorto che facendo benzina, come la inserivo dentro, lei usciva per sotto perché c'era un buco nel serbatoio. Monica, Quindi ho fatto 50 euro totalmente... Sei in zona? No, perché dove ti ha lasciato l'Alfettone? No, non è che... Va bene, adesso vengo a prenderti. E questa è una. La seconda è la mia moto, una moto insomma di un certo tipo, un Harley Davidson, con cui praticamente esco nei periodi estivi. Volevo uscire anche questo sabato qui, adesso insomma siamo ancora in periodo invernale, fa freddo, ma 2 gradi, probabilmente questa cosa non avverrà. E niente, è una passione, come tutte le passioni vanno curate, vanno seguite, mi ritaglio degli spazi di tempo solo per me, per questa moto qui. Chi è appassionato di moto mi capirà assolutamente, chi non ha la moto fa fatica a capire questi discorsi qua, però insomma, giustamente io ci tengo molto sia all'Alfetta che alla mia moto. E poi insomma anche l'abbigliamento in questo è molto importante perché lo vedete così e poi lo vedete con il giubbotto di pelle, con tutte le borchie, con i jeans strappati. Non mi metto l'orecchino, non ho strane cose sul naso, su quello mi limito, però insomma magari qualche tatuaggio c'è, sì, perché non si può più di qualcuno. non averlo, però insomma... C'è un'araba fenice qua enorme, una roba... Vabbè. Ma questi sono cavoli miei comunque. No, ma vi dico io, sono le domande scomode,